Io ho presentato questa interrogazione perché in merito alla... Silenzio per cortesia, l'ho già chiesto, altrimenti devo procedere perché c'è un regolamento e dei lavori da far osservare. C'è un consigliere che sta parlando, quindi silenzio in aula per cortesia. Prego, consigliere Sergo. Sì, dicevo che ho presentato questa interrogazione perché c'è il riavvio della nuova, chiamiamola così, ferrovia Sacile-Maniago, nuova perché appunto è stata bloccata per tanti anni. Ovviamente lavoratori e gli studenti di quelle zone hanno presentato anche delle proposte per ottenere un orario che potesse in qualche modo agevolarli per poter anche fruire di questi nuovi treni, di questo nuovo mezzo di trasporto messo a disposizione sia da RFI che da Trenitalia e ovviamente dalla Regione. Siccome a luglio anche uno dei comitati pendolari che ha seguito fin dall'inizio ovviamente tutta la vicenda aveva presentato anche una proposta di orario alla Regione e quando è arrivato la bozza di orario, che è ancora ovviamente tale, anche già presente sul sito di Trenitalia per poter acquistare i biglietti di questi mezzi, si sono accorti che le loro proposte non erano state accolte, quantomeno quelle che riguardano maggiormente gli studenti e i lavoratori della zona che già in passato si sono lamentati anche solo per il costo eccessivo del trasporto pubblico locale e ne abbiamo già parlato anche a luglio di questo. E quindi volevamo capire come mai non è stato possibile recepire queste richieste, che poi si tratta solo di anticipare di qualche minuto alcune corse per permettere a studenti e lavoratori di prendere alcune coincidenze importanti anche per poter raggiungere altre località, e invece si è andati avanti, diciamo, con delle proposte, potremmo dire, univoche da parte della Regione o di Trenitalia in questo caso, che appunto non sono state, diciamo così, apprezzate e che rischiano poi di non vedere una grande, diciamo così, affluenza di persone su questi treni e quindi rischiano anche un flop prima che si possa iniziare. Grazie. Grazie, prego, Assessore Santoro, se liberiamo anche avanti qui davanti all'Assessore. Grazie. Ringrazio il consigliere Sergo per questa domanda perché mi permette di fare chiarezza sulle azioni che sono apparse sui giornali e che evidentemente prescindono da quelle che sono le reali questioni. Mi fa piacere che ci sia anche il sindaco di Forgaria qua che non sta ascoltando, ma non importa. La ripresa dei servizi ferroviari sulla tratta Sacile-Maniago, prevista a partire dall'11 dicembre, è solo la prima tappa di un percorso che tra il 18 e il 19 porterà la Sacile-Gemona ad una piena operatività e attrattività dell'intera linea, con l'attivazione in aggiunta ai servizi che partiranno quest'anno, dei servizi turistici dedicati, di servizi automobilistici in connessione con gli itinerari ciclabili e i punti di maggiore interesse, e per finire con la realizzazione del collegamento completo da Sacile a Gemona. La linea sarà inoltre interessata da miglioramenti impiantistici e delle stazioni ferroviarie. Il servizio ferroviario che si inaugurerà il 10 dicembre prossimo è un primo importante traguardo voluto dal territorio montano per migliorare le possibilità di mobilità e la sua integrazione in termini concreti col resto del territorio regionale. Quindi io metterei in primo fila davvero in questa storia anche i sindaci che hanno fortemente voluto questa riattivazione, prima di altri soggetti.
Questa linea ferroviaria, con il riconoscimento nazionale ottenuto con l'inclusione nell'elenco delle ferrovie turistiche e la connotazione di linea ferroviaria su cui coesisteranno servizi con valenza turistica e servizi di linea, rappresenta anche una concreta possibilità di volano per lo sviluppo del territorio in chiave turistica. Di ciò il territorio è ben consapevole, grazie ad un costante contatto tenuto per mesi con numerose iniziative, a partire dalla presentazione generale del progetto il 25 luglio, e un lavoro che non termina certamente ora, ma che ha portato il territorio e le strutture regionali a lavorare in stretta sinergia su questo progetto. Io ringrazio le strutture regionali che hanno fatto un lavoro davvero eccezionale su questo. I servizi ferroviari e quelli automobilistici sono stati per la prima volta messi in connessione. Nel progetto di orario le scuole del territorio hanno avuto la massima attenzione, scuola per scuola, orario per orario, completi anche dei rientri pomeridiani. E qui abbiamo scuola per scuola, orario per orario. E gli orari del sistema dei trasporti ne avrebbe migliorato l'attrattività. Su questo particolare tema gli uffici regionali hanno potuto mettere a frutto la pluriennale esperienza delle strutture territoriali che da molti anni ad ogni avvio dell'anno scolastico si occupano in stretta connessione con le scuole e le aziende di trasporto di coordinare su specifici tavoli le esigenze di mobilità degli istituti e quelle del sistema del trasporto locale. Non è la prima volta che ci si occupa di questo. E grazie a questa conoscenza, a queste professionalità, ai costanti contatti con il territorio, al lavoro silenzioso, ma non per questo meno prezioso, delle strutture regionali, di Trenitalia e di Rete Ferroviaria Italiana, non solo i principali poli scolastici di Salcile e di Maniago risultano collegati efficacemente, ma saranno possibili nuovi e più efficaci collegamenti con altre strutture formative, quali lo IAL di Aviano, l'Istituto Agrario di Spilimbergo, e credo di aver visto il sindaco anche di Spilimbergo qui, la scuola di Stevenà di Caneva. Evidenzio tra l'altro la notizia riportata proprio ieri dal Messaggero Veneto, che la riapertura della tratta ferroviaria ha portato ad un forte aumento dell'interessamento dall'iscrizione per il prossimo anno scolastico da parte di moltissime famiglie pordenonesi, rilevate in questi giorni durante gli incontri delle scuole aperte. Anche i collegamenti con le vallate sono stati migliorati e dall'11 dicembre saranno possibili numerosi collegamenti in coincidenza tra i servizi di vallata e quelli che si sviluppano sulla direttrice Pinzano-Maniago-Sacile. A ciò va aggiunto l'avvio di una sperimentazione sul sistema tariffario che consentirà un unico titolo di viaggio, di partire da una vallata e proseguire lungo tale direttrice. Le connessioni in coincidenza a Sacile sono assicurate nel modo più efficace possibile, tenuto conto dei vincoli di sistema e delle relative soggezioni. La ferrovia è un sistema complesso, da guardare nella sua interezza e non per parti. Tenuto conto di ciò, il primo obiettivo perseguito è quello di soddisfare le esigenze puntuali degli studenti, prevedendo corse dedicate con orari coordinati rispetto all'inizio delle lezioni. Le altre corse sono state inserite in un cadenzamento tale da realizzare buone coincidenze sia verso Venezia sia verso Pordenone e Udine. Un ulteriore potenziamento e miglioramento si avrà nel dicembre 2018 con l'avvio dei servizi ferroviari lungo tutta la linea da Sacile a Gemona. La definizione di una prima ipotesi di orari è già in corso. Il lavoro ancora in corso e tutte le attività che si stanno sviluppando o che si svilupperanno non possono essere certamente un elemento che toglie valore al grandissimo lavoro fatto. Spiace proprio per questo che informazioni non vere, veicolate a mezzo stampa e riprese con preoccupazione anche nella sua interrogazione, rischino di dare una connotazione negativa ad un servizio pubblico che invece si presenta per questa prima fase già con gli aspetti positivi che non sono stati assolutamente valorizzati. Non ha mai venuto meno e non verrà meno per il futuro la disponibilità all'ascolto verso tutti coloro che vorranno in termini positivi contribuire alla realizzazione di questo progetto. Grazie, prego quindi la risposta. Consigliere Sergo.
Sì, io ringrazio l'assessore per la risposta, che chiaramente non c'è stata, perché ovviamente io ho chiesto cosa ha impedito di recepire quelle che sono state le istanze avanzate sia a luglio che il 10 di novembre da un comitato che chiedeva di anticipare di 5 minuti alcune corse per permettere alla gente di arrivare ad esempio a Venezia alle 9 invece che alle 9:46, perché il vostro orario non glielo permetterà. E allora lei in tutto questo bastava che mi spiegasse la soluzione o la motivazione tecnica per cui questa richiesta non era accoglibile. Lei ovviamente ha pensato di fare tutt'altro, ha fatto giustamente, ha ricordato tutti gli altri eventi e tutt'altro tranne che rispondere all'interrogazione. Ma Assessore, non si preoccupi, sono abituato, sono circa 4 anni che succede questo, quindi adesso lo sanno anche gli amministratori di Mezzo Friuli come vi comportate. Allora, adesso chiaramente io la ringrazio. È ovvio che non avendo avuto una risposta mi ritengo chiaramente insoddisfatto, ma non avremo neanche la possibilità di capire, e forse bastava anche una risposta non tanto a me ma alle persone che hanno avanzato quelle richieste, persone che insieme a molti sindaci, come lei ha ricordato, hanno voluto fortemente riaprire un servizio pubblico che per noi è ovviamente molto importante, ma che se questo servizio potrà in qualche modo non essere sfruttato al 100% è un peccato, e poi ovviamente questo lo vedremo quando tutto sarà a regime, se un treno che arriva alle 7:59 a Sacile permetterà agli studenti di essere in aula alle 8. Lo vedremo, sarà molto interessante capire se il teletrasporto funziona anche a Sacile ed è già attivo. Grazie.